Ciao a tutti, bentornati alla Cittadella. Con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. Minneapolis. Pochi giorni fa un agente ICE spara e uccide Renée Nicole Good, 37 anni, madre di 3 figli, cittadina americana. Che cos'è successo? Si stava svolgendo un'operazione federale, dovevano arrestare persone che non dovrebbero essere lì, ed è qui che inizia tutta la vicenda. Questa donna, Renée, che stava manifestando pacificamente, dicono, mentre è sul suo SUV, viene fermata dagli agenti, ma sgasa e sfreccia in avanti e così partono dei colpi, l'agente ICE aveva estratto la pistola, la donna muore. Da una parte abbiamo la versione federale, la donna avrebbe usato l'auto come arma, avrebbe cercato di investire l'agente, e quindi si dice legittima difesa, no, pura e semplice. Dall'altra invece si urla al fascismo, all'abuso di potere e partono così le proteste che infiammano la città proprio a pochi isolati, peraltro, da dove morì George Floyd. E dunque ciò che ci chiediamo oggi è questo. Quella a cui abbiamo assistito è stata violenza gratuita, abuso di potere in una maxi operazione anti-immigrazione, o la gente ha davvero rischiato la pelle e ha reagito per non finire sotto le ruote? Allora oggi ne parliamo senza filtri con Giorgio Cremaschi, militante di Potere al Popolo, Daniele Scalea, presidente della Fondazione Machiavelli, e Daniele Dell'Orco, giornalista e reporter, nonché editore di Idrovolante Edizioni. Dunque io parto proprio da Scalea e domando: secondo lei, Scalea, è stata una violenza gratuita questa? C'è stato un abuso di potere? La donna era innocente oppure è da considerare legittima difesa da parte dell'agente ICE? Ma diciamo che non mi metto io a celebrare l'intero processo adesso, ci saranno poi delle autorità competenti che valuteranno esattamente tutta la dinamica. Quello che però mi sento di commentare è che nei dibattiti, diciamo, che ci sono stati, anche in America, nel senso che chi ha seguiti quelli che venivano fatti in America, sostanzialmente non c'è stato un semplice separarsi dell'opinione pubblica, come è normale che accada su due fronti, commentando lo stesso fatto, ma la realtà è che sono state commentate due scene diverse, cioè c'è stata una parte dell'opinione pubblica che ha detto, ha descritto questo come una donna che capitava lì per caso, che presa dal panico vedendo questi persone incappucciate non ha come dire, saputo reagire nella maniera adeguata ed è stata freddata, mentre l'altra parte di opinione pubblica invece ha descritto lo scenario di diciamo, eh, questa persona che, cercando di ostacolare l'azione delle forze dell'ordine, ha cercato di ferire o comunque di fare del male al poliziotto. Quello che secondo me colpisce è proprio il modo in cui la stessa scena sia stata descritta in maniera diametralmente opposta. Poi c'è stato questo femminicidio di uscite di video, le varie angolazioni e così via. La mia opinione, vedendo quello che adesso, voglio dire, mi sembra si sia mai conclamato, sicuramente sì, è da escludere che questa donna fosse lì per caso, come si è detto all'inizio, le ha passata, ha lasciato il figlio a scuola e per caso si è ritrovata bloccata perché la strada era ghiacciata. Abbiamo diciamo delle chiare testimonianze sul fatto che facesse parte di una protesta organizzata contro le operazioni di ICE. Ci sono diversi gruppi che lo fanno ormai da mesi. Ehm, Abbiamo testimonianze di persone che si trovavano in quella zona, in quelle ore, del fatto che ci fosse il tentativo di ostacolare le operazioni anche bloccando il traffico. E questo è il primo, diciamo, il primo fatto su cui quantomeno bisognerebbe concordare. Poi sul resto, che bisogna dire? Ci sarà chi valuterà quello che è successo e deciderà se come dire, secondo le regole di ingaggio che deve avere la polizia, ha ecceduto o non ha ecceduto.
Sai, Ma Daniele, è interessante quello che succede lì, perché poi si può portare tutto anche alla realtà italiana, no? Cioè, in questi giorni noi parliamo della sicurezza, alza molto la voce anche la sinistra. Cioè, lì non dimentichiamoci qual è la causa scatenante, cioè l'ICE va in giro per fermare e rintracciare ed espellere i clandestini, no? Gli irregolari. In Italia abbiamo avuto un po' di problemi in queste settimane, in realtà ne abbiamo da anni, ma tengono le prime pagine dei giornali, l'omicidio del capotreno a Bologna. Ieri di nuovo a Bologna delle aggressioni, un altro tunisino trovato in un lago di sangue, robe insomma abbastanza raccapriccianti. A Roma la stazione Termini, a Milano peruviano che uccide una ragazza di 19 anni, tutti clandestini, tutta gente con precedenti. Forse diciamo perlomeno un equilibrio tra le due cose, no? Cioè io credo che quando tu lasci una situazione del genere andare fuori controllo, perché devi ripetere per anni che l'immigrazione è solo una risorsa, va tutto bene, apriamo le frontiere, poi dopo rischi di avere un contraccolpo. Negli Stati Uniti Trump è anche una risposta a questa roba qui, al woke, no? Ed è sempre curioso per me un doppio pesismo, no? Lo stesso vale per la questione del Venezuela, di cui poi parliamo fra poco. Cioè, da una parte si dice no, bisogna che rispettare la sovranità del Venezuela. Sono d'accordissimo, ma la sovranità italiana quando è che la difendiamo? Quando è che difendiamo i confini dell'Italia dalle ingerenze straniere? Quando è che li difendiamo dall'immigrazione di massa che arriva? Poi c'è, diciamo, il corollario di Alberto Trentini che è stato liberato. Ecco, io ripeto, non apprezzo l'imperialismo, però devo prendere atto del fatto che se Trump non avesse fatto sto colpo di mano, Trentini non sarebbe stato liberato, ma questo ne parliamo dopo. Eh, Vorrei sentire su cosa pensa della questione migratoria e della storia di Minneapolis Giorgio Cremaschi. Buongiorno, grazie dell'invito, ma io penso che sia un omicidio politico, nel senso letterale del termine, cioè nel senso che ci sono dei protocolli di omicidio in questi casi. Non credo che sia semplicemente un incidente. È vero, Renée Nicole Gould è un'attivista dei diritti umani. Negli Stati Uniti sono in corso queste retate di massa dell'IC, che è un'organizzazione federale che c'è da tempo, è bene ricordarlo, quindi che è stata inventata dagli altri presidenti, ma che ha assunto con Trump dei ruoli di super polizia che travalica gli stessi interventi della polizia locale. Quindi infatti abbiamo visto sui social anche immagini di polizia locale che si scontra con l'IC. L'IC sono diventati degli squadroni violentissimi che catturano la gente per strada, che invadono le case, che colpiscono le persone, fanno retate da dittatura, per essere chiari. Probabilmente possiamo scegliere, qualcuno può scegliere l'Iran come esempio, qualcun altro può scegliere, non so, l'Ucraina, dove per il reclutamento avvengono le stesse scene, e quindi siamo di fronte a un'operazione chiaramente violentissima, rispetto alla quale c'è un'organizzazione di contrasto, non c'è dubbio, di organizzazioni non violente dei diritti civili che intervengono politicamente in questi casi, cercano di mettere le loro persone anche solo per controllare come vengono trattate queste persone, che spesso finiscono nei ingorghi, improvvisamente spariscono. Ci sono i desaparecidos negli Stati Uniti. Questa è la realtà. E lei era lì per fare, credo, da quel che ho capito, una di queste azioni di vigilanza, ed è stata uccisa a sangue freddo, questo è evidente. Ma Adesso, questa posizione mi è chiara, Cremaschi. no, scusate, ma Non ce l'ho. cosa si possa dire sulla dinamica ormai è chiaro. A meno che qualcuno non pensa che sia giusto sparare in faccia alle persone perché manifestano, perché allora bisogna sostenere questo. Però è chiaro che sia stato, e io penso che questo agente lo abbia fatto perché sa di poterlo fare. Quindi ci sono dei protocolli
Kirsten Noem, che è, come sapete, la responsabile della sicurezza, quella che gira col cappellino, che va davanti alle carceri ridendo, su quello che fa lo stesso Smotrich. Ma questo mi è chiaro, però io vorrei richiamarla sull'Italia. Cioè, il punto è... Sì, no, ma questo è sugli Stati Uniti. Arriviamo all'Italia. Arriviamo, perché poi in Italia dobbiamo indignarci. Ma siccome la domanda era su cosa era successo lì, c'è questo. No, ma noi ci dobbiamo indignare anche per la ragazza uccisa da un clandestino. Cioè, lì in Italia non c'è la forza di polizia che va a prendere i clandestini, però forse qualcuno la vorrebbe, visto la situazione. Beh, ma dipende dalle dimensioni. Non credo che in Italia vorrebbe che qualcuno mi sparasse in faccia se vado a presidiare. Non credo, se vado, non so, a presidiare uno sgombero, perché l'ho fatto e lo farò ancora a controllare. Non vorrei che qualcuno mi sparasse in faccia e si pensasse che io ero aggressivo. No, non è così. Ecco, quindi cerchiamo di dare appunto le dimensioni alle cose. Però quella donna non ha... I problemi delle sicurezze nelle città, quella donna non ha sollevato un dito. L'ultima sua immagine, lei che dice: ragazzo, io non ce l'ho con te, questa è la sua ultima immagine, e poi lui le spara in faccia. Beh, non ha seguito gli ordini, però non ha seguito gli ordini. Sì, e allora probabilmente... si spara in faccia. No, però lei sta dando ragione. Lei mi sta dando ragione, cioè, nel senso che se uno riceve ordini, gli si spara in faccia, questo è un regime di terrorismo militare. Però vede Cremaschi, negli Stati Uniti negli Stati Uniti sono abituati a fare questo, è vero. I potenziali criminali che non si fermano agli ordini degli agenti, che cosa fanno? Tirano poi fuori la pistola e ammazzano per primi. Quindi purtroppo negli Stati Uniti devono prevenire anche questi episodi. Come farlo nel momento in cui... Questo non è assolutamente vero, ci sono i dati. Gli Stati Uniti sicuramente sono un paese molto più violento di noi, dove ci sono decine di migliaia di omicidi tutti gli anni, dove ci sono 40 milioni di poveri che non riescono a me hanno insegnato che per cui ci vorrebbe uno Stato che catturasse Trump, lo portasse, così ci sarebbe, come si dice a proposito di un equilibrio dei giudizi, no? Uno prende Trump, lo cattura perché nel suo paese ci sono 40 milioni però di poveri. Se un cittadino è in buona fede, a meno che non mi veniate a dire che gli Stati Uniti sono una democrazia, che non è vero. Però scusi, però a me risulta che Trump è stato democraticamente eletto, però. Ma questo è stato eletto, certo, è stato eletto, ma non è che le elezioni definiscono la democrazia. E cosa definisce? Anche il presidente dell'Iran è stato democraticamente eletto. Cioè le elezioni non definiscono una democrazia. Una democrazia lo definiscono gli insiemi di diritti che hanno la totalità delle persone. Un paese dove ci sono 40 milioni di poveri non è una democrazia. Allora anticipiamo un attimo, perché qui dobbiamo allora a questo punto andare sul Venezuela, perché se la democrazia non è definita dal voto, e io sono anche d'accordo, posso anche essere d'accordo, però qui c'è un problema, cioè quando io sento dire a Landini o a Potere al Popolo che Maduro, per il quale io non ho alcuna simpatia, e che è stato democraticamente eletto, lo ha detto Landini, o che insomma è il legittimo presidente del Venezuela, e allora Daniele Dell'Orco, delle due l'una, cioè Trump e le destre, Orban, sono tutti potenziali dittatori. Il Venezuela va bene? No, sicuramente la democrazia non sarà identificata e definita solo dal voto, ma il voto rappresenta uno dei sistemi di pesi, contrappesi, garanzie, rapporti tra le istituzioni, rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini e delle istituzioni nei confronti dei cittadini e viceversa, che caratterizzano una democrazia. Dopodiché questo concetto legato al Venezuela, a quello che è successo di recente, che sta ancora accadendo, non è tanto legato al principio di democrazia, parliamoci chiaramente, quanto al principio di sovranità. Il principio di sovranità è diverso rispetto a quello di democrazia, altrimenti passa il messaggio secondo il quale la democrazia e la superiorità evidentemente del modello democratico possa giustificare il diritto da parte di chi ha la possibilità di esercitare la forza di andare a rovesciare tutti gli altri modelli che non sono conformi a quello democratico. Vi è più che come
si dice, come diceva Cremaschi, come appunto magari tanti saranno anche d'accordo, gli Stati Uniti non sono neanche questo grande modello di democrazia, allora a quel punto non si capisce da cosa dovrebbe derivare questo diritto di andare a rovesciare altri governi in nome di quali principi. Quindi io credo che il caso venezuelano ponga una serissima questione che in realtà non è mai stata superata dalla dialettica politica degli ultimi anni, quindi ci stiamo sorprendendo anche troppo forse, perché grazie allo stile o a causa dello stile dialettico di Trump oggi le cose si dicono apertamente, prima si facevano e si dicevano a nuora finché se ne intendesse, ma la questione di fondo resta la stessa, cioè come nel 2026 si possa far rispettare il proprio diritto e il proprio principio alla sovranità. E il caso venezuelano Sì, ma non lo fa oggettivamente nessuno, pone in allarme Daniele. tutti. Cioè, la Non lo fa realtà, e nessuno. anch'io io che sono, come dire, sovranista, però ho anche l'onestà intellettuale di dire che non è mai accaduto così. E mi colpisce, cioè ci sono delle evidenti contraddizioni in tutto questo, no? Lo diceva, sorrideva Massimo prima. Prevengo cosa vuol dire Massimo? Cioè, e allora Alberto Trentini? Massimo. No, allora io in realtà non volevo, cioè sorridevo per altri motivi, però... Ma per i fatti tuoi, vabbè. No, Così. no, sorridevo sempre per un'altra cosa, perché, cioè, definire... insomma, gli Stati Uniti, io sono d'accordo che hanno degli atteggiamenti magari tendenti, non proprio propri di una democrazia, però per altri versi, cioè io ho visto Potere al Popolo, anche con Cremaschi in prima fila, scendere in piazza a dire liberate Maduro, il popolo venezuelano, insomma, vuole Maduro, quando così non è. Io, allora, adesso, per carità, adesso non voglio giustificare qualsiasi atto imperialista o cose simili, però quando gli interessi di due popolazioni convergono, in questo caso l'interesse degli Stati Uniti che era interessato al petrolio e l'interesse del Venezuela che voleva liberarsi di un dittatore che di fatto ha recluso persone senza alcuna giustificazione, ha soppresso diverse manifestazioni con i carri armati marciando sopra la folla, perché abbiamo visto dei video inerenti al 2024 scioccanti. Per me è abbastanza ridicolo, insomma, attaccare Trump perché è un dittatore e poi dall'altro lato difendere Maduro o comunque la sua legittima sovranità, quando di fatto Maduro non era neanche il legittimo sovrano, perché ha insomma infangato le elezioni e ha fatto uscire se stesso come vincitore quando in realtà non lo era. Beh, io su questo sono curioso di sentire due cose. Uno, l'opinione di Cremaschi, poi, come dire, il quale ovviamente deve difendere le sue ragioni, però poi anche quella di Daniele Scalea, perché io ho questa spaccatura, l'ammetto, no? Questo dissidio interiore, Daniele, cioè da un lato sono contento se... Cioè, da un lato i dittatori mi danno molto fastidio, la soppressione della libertà individuale la trovo una cosa terribile e sgradevolissima. E io per primo non vorrei un governo, cioè, anzi avrei voluto che quelli che oggi scendono in piazza per questa o quella oppressione fossero scesi in piazza con il Covid, no? Quando le libertà sono state concusse in Italia. Dall'altro però non voglio nemmeno, proprio per la stessa idea di libertà, che qualcuno vada in giro a fare il poliziotto globale. A me non piace. E quindi vivo questo dissidio e mi rendo conto che se Trump non avesse fatto sta roba, Alberto Trentini, di cui tutta la sinistra chiedeva la liberazione, starebbe ancora in galera. Quindi ne esco a fatica. Io sentirei un attimo Daniele, poi andrei da Cremaschi, così gli diamo, dire, la ringa conclusiva su questo. Allora, ti rispondo su questo, Francesco, poi se mi dai anche un minuto, però volevo tornare sull'argomento Minneapolis. Allora, su questo ti dico che il poliziotto del mondo ce l'abbiamo avuto negli anni 90 e noi stiamo uscendo da quella fase in cui il diritto internazionale veniva citato in maniera alla fine assolutamente strumentale e ipocrita per giustificare quello che veniva fatto in termini di politiche di potenza. Siamo adesso arrivati in una fase in cui semplicemente la Russia invade l'Ucraina perché desidera prendersi dei pezzi che considera propri e gli Stati Uniti sequestrano, arrestano Maduro perché lo considerano un nemico. Quindi questo secondo me è il punto in cui siamo arrivati, cioè una politica internazionale che non è così diversa da quella in prima, è semplicemente meno ipocrita.
e forse è l'Europa che non capisce questo punto, ancora rimane ancorata a una visione di diritto internazionale che poi è illusoria nel momento in cui non c'è nessun potere, diciamo, nessun tribunale che può far rispettare quel diritto a livello internazionale. Sui fatti di Minneapolis, invece, mi colpiva il racconto che faceva Cremaschi, perché mi sembra un esempio di quel racconto parziale che dicevo. Cioè lui ha descritto questo scenario degli Stati Uniti in cui ci sarebbe una sorta di Gestapo, non ha usato questo termine, però diciamo da come lo descriveva sembrava questa sorta di Gestapo che va in giro, arresta, diceva, entra in casa delle persone, arresta le persone, ci sono i desaparecidos. Non è che va a prendere persone a caso, va a prendere clandestini e questi non è che spariscono, ma vengono espulsi dal paese. Quindi quello è lo scenario di cui siamo di fronte, è una cosa, diciamo, molto diversa da quella che è stata descritta. E permettimi anche di dire, per metterlo in relazione alla questione ordine pubblico, sicurezza, visto che si parlava dell'Italia. Gli Stati Uniti nel 2025 hanno segnato dei record in termini di calo della criminalità. C'è stato un calo del 20% negli omicidi, cioè il tasso di omicidi più basso dal 1960, cioè da quando si è cominciato a prendere questo genere di statistiche. Crimini violenti, c'è il tasso più basso dalla fine degli anni 60. E questo dipende anche, sicuramente non solo, non voglio essere riduzionista, ma dipende anche dalle politiche migratorie che ha fatto Trump, cioè il fatto che ci siano stati 2 milioni e mezzo tra espulsi e remigrati volontariamente, il fatto che ci sia stato il calo drastico dei permessi di soggiorno che vengono dati, il fatto che mentre sotto Biden c'erano rilasci di persone che venivano fermate al confine perché cercavano di attraversarle illegalmente, 10.000 al mese su per giù venivano lasciati dentro il territorio nazionale, adesso quella cifra è 0. Il fatto che 1 milione e mezzo di permessi di soggiorno siano stati revocati, il record non era mai successo prima di adesso. Cioè questo cambio totale che c'è stato a livello delle politiche migratorie spiega anche in buona parte perché ci sia stato un crollo della criminalità. Quello che invece non vediamo, in Italia in questo momento abbiamo degli ingressi altissimi e abbiamo dei livelli di situazione di ordine pubblico che sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Sì, il tema è sempre, come dire, il rapporto fra sicurezza e libertà, no? Cioè c'è qualcuno che dice se tu rinunci a un po' di libertà per avere la sicurezza, poi dopo non ottieni né la sicurezza né ovviamente la libertà. E questo, come dire, il gioco di pesi e contrappesi che bisogna fare, no? Cioè capire fino a dove ti puoi spingere. Cioè io Ma qual è questa penso libertà? Quella di entrare illegalmente nel paese o quello di fare no, trans, andare quella non deve esistere. Quella di, per esempio, di protestare civilmente, io credo che lì, sinceramente, mi sono fatto quest'idea, cioè che ci siano persone che protestano legittimamente, però rendono, e lo sanno benissimo, rendono molto difficile il lavoro di una forza di polizia che sta facendo qualcosa di legittimo. Il clima negli Stati Uniti è feroce per tanti motivi, non solo perché c'è Trump, perché di Trump ne sono state dette di tutti i colori, Trump ha subito 2 attentati, cioè c'è una polarizzazione fortissima che è tipica di quest'epoca e vediamo anche qui in Italia. Quindi quando tu alzi così tanto la tensione, stai facendo qualcosa che comunque ha senso fare e avrebbe senso fare anche qui, perché alla luce degli episodi criminali che vediamo, quando stai facendo una cosa del genere e hai un'opposizione costante che ti impedisce di fare il tuo lavoro, una tensione alle stelle, poi dopo la lucidità anche nei professionisti può venir meno. Diciamo, io sono assolutamente contrario alla pena di morte per uno che protesta, sono assolutamente contrario a sparare in faccia alle persone perché si oppongono, perché fanno resistenza in qualche modo. Sono però anche molto consapevole del fatto che se la signora Nicole, quando le hanno detto scenda dalla macchina, se lei fosse uscita dalla macchina, nulla di quello che è accaduto sarebbe successo. Quindi forse il tema è anche in generale abbassare un pochino la tensione tutti quanti, no? Cioè abbassare un po' questa polarizzazione e queste urla contro i dittatori di destra, perché poi si evita che la situazione sfugga di mano. Questo penso
io personalmente. Direi che ci dobbiamo fermare un attimo però, Matt, se non sbaglio, e poi possiamo ripartire da Cremaschi dopo, così può rispondere a tutte le frecce che gli abbiamo tirato. Confermo, ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra pochissimo. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. But if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Rieccoci qui, la Cittadella, Matt Cherus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati, Daniele Scalea, Daniele Dell'Orco e Giorgio Cremaschi. Cremaschi stava per rispondere. Sì, Prego. no, intanto voglio dire ringrazio questa trasmissione adesso il direttore perché è una, siccome ne frequento anche altre, devo dire che pur da posizioni lontanissime, come mi pare evidente, si riesce a discutere, quindi complimenti. Secondo, io voglio essere chiaro, faccio una premessa così, io non sono uno che sta in mezzo, io sono un militante, un attivista, un comunista, non credo all'ipocrisia liberale, ho un mio punto di vista con il quale giudico il mondo, sì, lo rivendico anche, quindi non sto qui a fingere cose. Da questo punto di vista io ho sempre sostenuto il sistema chavista, perché di questo si tratta, che dura da 26 anni, adesso non sappiamo se durerà onestamente perché la situazione è molto complessa, ma e non a caso i profughi venezuelani che sono qui in Italia dicono che è tutto in discussione, che tutto il male viene da 26 anni. E certo, perché 26 anni fa, vincendo regolari elezioni, Chavez scelse una politica diversa da quella che piace a Trump, ma voglio dire anche a tutti i suoi predecessori, piaceva, cioè quella dello Stato che concede tutto agli Stati Uniti in cambio del fatto che una minoranza privilegiata ottiene poi quello che può ottenere. Questo purtroppo, sono stato in vari paesi dell'America Latina e questo l'ho visto, cioè lì purtroppo la divisione è molto netta, o si sta con gli Stati Uniti o si sta con
poteri che possono non piacerci, ma che sono, uso il termine che qui è stato usato, per la sovranità, perché poi alcuni si dicono socialisti, altri molto meno, ma per la sovranità, cioè le ricchezze del mio paese sono del mio paese, il petrolio del Venezuela è del Venezuela e non delle multinazionali americane, è tutto qui, è la questione. Secondo, sugli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese in profonda crisi economica, questa è la verità. Non da adesso, non per colpa di Trump, ma perché la globalizzazione liberista che loro hanno guidato dal 90, anzi dagli anni 80 in poi, è andata totalmente in crisi perché ci sono altre potenze, la Cina, l'India, il Sudafrica, in parte, anche se non come potenza economica, la Russia, che hanno messo, e poi cioè, il mondo non è più quello di prima. Gli Stati Uniti sono il primo paese debitore al mondo e, come sappiamo, l'economia degli Stati Uniti si regge sul fatto che la Cina, per ragioni diplomatiche, decide di non ritirare, come si dice, tutti i soldi che ha prestato agli Stati Uniti, perché se la Cina fa default come si dice, del debito americano, gli Stati Uniti non sono più in grado di pagare gli stipendi. Quindi è chiaro che c'è una reazione. Allora, Trump è in linea di continuità da un certo punto di vista, perché non è il primo presidente degli Stati Uniti che fa interventi nel mondo nel nome della democrazia, lui lo fa anche nel nome del petrolio, però quello che i liberali che scoprono adesso che Trump è imperialista mi fanno ridere, perché loro avevano sempre sostenuto gli interventi. Allora, chiudo. Ci sono tante cose, tante ingiustizie nel mondo, però per me c'è una priorità. E la priorità è che non ci possono essere paesi che decidono come devono vivere gli altri paesi e che addirittura sostengono con le armi queste loro decisioni. Questa è la caratteristica degli Stati Uniti, che dal 45 oggi su tutti i presidenti sono intervenuti in tutto il mondo. Il risultato è un mondo più insicuro e più feroce. Non c'è un solo paese dove sono intervenuti gli Stati Uniti militarmente che si possa dire sta meglio, le cose sono risolte. No, non è così. Quindi io credo che se noi vogliamo poi discutere di tutte le altre questioni, perché la politica ha delle priorità, per me la priorità assoluta, poi ci sono tutte le questioni sociali, economiche, di diritti, è che non ci siano più paesi che decidono come devono vivere gli altri paesi. Finché c'è questo cancro, tutta la politica è falsata da questo. Anche quello che succede in Iran in queste ore è falsato, perché di fronte a proteste sacrosante della popolazione contro il cibo, la mancanza di cibo, l'ingiustizia, eccetera, si è evidentemente inserito gli Stati Uniti, Israele, che dicono adesso vi bombardiamo e adesso vi prendiamo questo, È vero, eccetera. E questo cambia tutto. Cremaschi, io sono, guardi, da molti punti di vista sono anche d'accordo, però aggiungo un pezzo, cioè io credo che come nessuno Stato dovrebbe dirmi come vivere, e qui poi se dobbiamo imporre questo principio, allora se andiamo nella realtà, poi dobbiamo vedere la realtà dell'immigrazione clandestina, manovrata dai Soros, dall'elite, da quelli che ci guadagnano, da quelli che spingono, no, dalle elite dei vari paesi di provenienza. Dobbiamo entrare nei vari complottoni europei e colpi di Stato, no, col guanto di velluto, e questo normalmente nella divisione, diciamo, delle parti fra destra e sinistra non viene fatto. Poi però, proprio come non voglio che uno venga a dirmi come devo vivere nel mio paese, non voglio neanche che qualcuno debba venire a dirmi come vivere nella mia vita di tutti i giorni. Cioè la sovranità nazionale si accompagna per me anche alla sovranità individuale, e allora uno dovrebbe perlomeno, consapevole della realtà del mondo, perlomeno dovrebbe dire anche non mi puoi venire a spiegare come devo comportarmi, non mi puoi obbligare, non mi puoi incarcerare. È difficile tenere insieme queste due cose, però logicamente stanno insieme, Daniele Dell'Orco. Poi vorrei sentire anche Scalea su questo e poi ricominciamo il giro. Io comunque trovo che il tassello mancante di questa discussione, che in realtà è lo stesso tassello mancante anche nei decenni passati, per non dire ancora più indietro nei secoli passati, è che un principio
sacrosanto, forse il principale, almeno dal mio punto di vista, dovrebbe essere il principale, ovvero quello dell'autodeterminazione dei popoli, non possa essere in grado di avere una garanzia forte da parte di attori sovranazionali. E le strutture, le impalcature sovranazionali teoricamente sarebbero nate per questo motivo, per cercare di scongiurare i conflitti tra i paesi e tra i vari modelli di intendere le forme di governo, come cercando di fare in modo che laddove il diritto di autodeterminazione dei popoli dovesse essere rispettato, a quel punto, anche se i modelli sono differenti, nessuno ha il diritto di poter dire all'altro tu devi fare quello che dico io e devi vivere come dico io. Per questo, per dire che cosa? Che il Venezuela, adesso qui abbiamo parlato, Maduro, legittimo, non legittimo, dittatore, non dittatore. Il vero problema del Venezuela è che effettivamente nessuno di noi qui e probabilmente nessuno di noi neanche in Venezuela è davvero in grado di poter dire se il popolo venezuelano avesse scelto o non scelto di vivere gli ultimi 26 anni così come ha vissuto. E quindi gli americani a un certo momento hanno fatto quello che fanno sempre e hanno detto da adesso in avanti non mi interessa quello che vuole il popolo venezuelano, mi interessa semplicemente che chiunque governi il Venezuela faccia quello che dico io, perché badate, Maduro è stato catturato e verrà processato negli Stati Uniti, ma il governo non è stato rovesciato, come ben sapete, almeno per il momento. Pertanto la Repubblica Bolivariana resta e gli Stati Uniti hanno in questo momento interesse affinché resti. Quindi gli Stati Uniti non sono andati a portare la democrazia al Venezuela e al popolo venezuelano, almeno attualmente. Sono andati a prendersi una cosa che con Maduro evidentemente non riuscivano ad avere nei modi in cui No, volevano ma tu hai loro. ragione, Quindi, però tu stai facendo una grande opera di realismo, però allora chiamo il soccorso di Scalea, cioè allora dobbiamo fare a capirci, cioè, o usiamo il realismo sempre e allora diciamo che ogni caso fa storia a sé e dobbiamo cercare in ogni situazione di cercare di trovare il migliore equilibrio possibile fra la libertà individuale e la libertà dei popoli, no? Questo è il tema. E allora è difficile fare teorie generali, cioè è quello che dicevo prima, io non lo so come vivono in Venezuela, tendenzialmente penso che siano affari dei venezuelani e mi interessa anche poco, cioè io penso all'Italia, credo che se io fossi un politico l'unica cosa che dovrebbe interessarmi è come posso fare il migliore interesse dei miei cittadini e quindi giudicherei secondo come unica bussola l'interesse nazionale, cioè io guardo quella cosa lì, mi piace moralmente, non mi piace, chi se ne frega, serve alla mia nazione? Allora, se serve alla mia nazione utile va bene. E questo è un principio cinico, se vogliamo, forse anche un po' spietato, però credo che funzioni. Un altro conto è se noi dobbiamo fare una teoria politica a Scalea, cioè se dobbiamo dire è giusto andare in giro a rovesciare regimi? Secondo me no. È giusto che un regime opprime i cittadini? Secondo me no. Le due cose sono difficili da conciliare. Il mio punto è che se noi parliamo di nazioni che vogliono imporre ad altre nazioni come vivere o comunque vogliono imporre le proprie scelte, stiamo descrivendo la storia del mondo, non stiamo parlando di qualcosa di così alieno. Cioè, parafrasato è più o meno il modo in cui Clausewitz ti descriveva la guerra, no? Cioè, quando tu vuoi fare in modo che l'attore si comporti nella maniera che tu desideri. Questo alla fine è quello che è sempre accaduto. La prospettiva realista è quello, non nel senso che valutare la giustizia o l'ingiustizia di qualcosa è tanto difficile, quanto rischia di essere futile nel momento in cui alla fine chi è che va a dire ok, noi possiamo anche decidere qui che è sbagliato quello che ha fatto Trump, ma esattamente poi chi è che io va a spiegare a Trump e che riporta Maduro in Venezuela? Quindi il problema dal mio punto di vista è più banalmente politico, cioè valutare quelli che sono i nostri interessi e cercare di affermare quelli. Ovviamente non in un cinismo assoluto per cui uno dice allora ok, genocidi, però trovando sempre il giusto mezzo non possiamo guardare alla politica internazionale con degli occhi prevalentemente moralistici. Beh, questo è un tema, no? Credo che su questo siamo abbastanza tutti d'accordo, anche perché noi poi possiamo anche fare la morale, ma nessuno tanto la rispetta, cioè se ne fregano tutti, se ne frega la Russia, se ne frega Trump, se ne frega Israele, se ne fregano gli stati arabi, se ne fregano, cioè chiunque fa
più o meno il proprio interesse in base alla potenza che ha. Guardate la Francia, prima dice no, ma assolutamente difendiamo l'Ucraina fino alla morte, poi no, però è meglio parlare con Putin, poi stiamo con gli Stati Uniti, poi no al Mercosur, cioè sono tutto un insieme di cose anche contraddittorie in cui si capisce che gli stati o i governi meglio fanno quello che desiderano. Io insomma cercherei di valutare caso per caso, tenderei, non so cosa, io sono curioso di sentire il liberale Massimo su questo. Allora, io in realtà, cioè sul rovesciamento dei regimi ho una posizione diversa dalla vostra, perché secondo me se gli interessi di entrambe le nazioni coincidono, cioè mettiamo il caso Iran adesso, per esempio, dove di fatto è in atto una vera e propria rivoluzione, ma non soltanto per ragioni economiche, come vogliono farlo passare i media, anche perché la popolazione, soprattutto le donne, sono stufe di quello che l'Islam gli ha tolto. Lo vediamo da la ragazza che si è ripresa senza velo, che accendeva una sigaretta con una foto di Khamenei, una cosa che è pena di morte in Iran. Cioè, quell'immagine che è estremamente forte testimonia quanto quella rivoluzione che è attualmente in atto sia non solo economica, ma anche una rivolta contro la Però Repubblica occhio, Islamica. ti faccio l'avvocato del diavolo, del grande Satana, e poi voglio sentire anche gli altri su questo. Cioè, io ti dico questo, penso, per esperienza, allora una bella associazione umanitaria, magari ampiamente finanziata dall'amico Soros o da qualcun altro, adesso comincia a organizzare delle proteste in Italia e dice che c'è un governo autoritario, che bisogna scendere in piazza, fanno vedere manifestazioni e in base a questo io dico sono stufe le donne, sono stufe queste, sono stufe quegli altri. In Italia c'è un regime troppo governato dalla Chiesa Cattolica. So che tra l'altro tu sei d'accordo con questo. No, vabbè, io Però in sai, realtà è un non proprio. attimo, capisci? Cioè nel momento in cui tu cominci a fare queste cose, secondo me poi è un attimo che, come diceva Brecht citando Sì, ma quante persone puoi pagare per scatenare una rivoluzione? ma guarda Cioè, che non ne servono, però pensiamo alle rivoluzioni colorate fatte in mezza Europa che sono servite a ribaltare dei regimi, no? Cioè sto dicendo una cosa folle, Scalea e Dell'Orco? Ma pensiamo alle primavere arabe, cioè le primavere arabe significa che sono state veramente viste, quindi visivamente in piazza un tot, decine di persone e lì poi si sono rovesciati interi regimi come con altri mezzi, non grazie alla sollevazione di queste persone. Quindi si parla appunto di protesti. Per concludere questo discorso e anche finire l'intervento di prima perché era legato, volevo dire anche un'altra cosa. La politica è all'interno dei singoli paesi, dei singoli affari nazionali, per questo parlavo di autodeterminazione dei popoli, perché non possiamo oggettivamente adesso constatare il vero grado di autodeterminazione del popolo iraniano in base ai flash mob che escono su internet e su TikTok, ragazzi. Cioè, magari è vero che ci sono milioni di persone che non vedono l'ora che Khamenei se ne vada, però magari no, nel senso che non conoscendo i fenomeni socioculturali di un determinato contesto non possiamo fare la politica di questi paesi in base ai nostri concetti. E lancio una provocazione, ma neanche troppo. Si parla di dittature e di autocrazie. Oggi, dal mio punto di vista, e conoscendo la Russia abbastanza bene, per esempio, Putin è un governante più legittimo rispetto a Macron. Macron, che è un presidente che appunto, secondo il principio di democrazia, democraticamente eletto, eccetera, eccetera, ad oggi ha un consenso all'interno della propria opinione pubblica che, non lo so, sarà al 30%, quindi 7 persone, 7 francesi su 10 non si sentono rappresentate da Macron, il quale però oggi prende delle decisioni non solo per il popolo francese oggi, ma per il popolo francese delle prossime 3 generazioni, 4 generazioni casomai, in nome di una democrazia che in questo caso io la considererei veramente meno legittima rispetto a un infatti il autocrate tema è che può essere questo, Daniele, secondo me il tema è questo, cioè che se tu accetti che uno si autodetermini, come coi figli, cioè devi accettare che uno faccia anche delle cretinate, che si metta in pericolo, che si sbucci le ginocchia. Sembra questo grande dramma, cioè come faccio? Poi, a parte che i modi sono vari, no? Uno può, uno stato straniero può pagare
può mettere a disposizione i soldi, può mandare armi, cioè, poi nella realtà lo sappiamo. Come principio, diciamo, secondo me è bene lasciar stare gli altri, direi Scalea, poi Cremaschi. Allora, io penso che se noi siamo interessati a misurare la legittimità, forse ci interessi farlo, ma se siamo interessati a misurare la legittimità, alla fine c'è una cosa completa che si può guardare, cioè un governo, o meglio un potere legittimo nella misura in cui coloro che si oppongono a questo stesso governo preferiscono rimanere sotto quel governo piuttosto che essere aiutati da qualcuno di esterno. Se l'opposizione iraniana, vi faccio un esempio, dice no, noi preferiamo avere la Repubblica Islamica piuttosto che essere aiutati a avere questa Repubblica Islamica rovesciata dagli Stati Uniti o da Israele, è chiaro che allora c'è una forte consenso sulla illegittimità di quel sistema. Se invece la prospettiva è differente, c'è l'idea che no, se poniamo in Venezuela, se i venezuelani sono contenti che il presidente sia arrestato da una potenza straniera, evidentemente c'era invece una crisi di legittimità. Proprio crisi di legittimità che c'è anche qui da noi in Europa, perché è sempre più crescente, perché io penso che adesso ci sarebbero settori abbastanza ampi, non saprei misurarli, ma secondo me non trascurabili di opinione pubblica, e se appunto si dicesse ma tu vorresti l'intervento di Putin piuttosto che Trump o qualsiasi altro, diciamo, attore estero per toglierti di mezzo Macron o chi per lui, risponderebbe di sì. Quindi quello è un esempio di crisi di legittimità che sicuramente sta avanzando anche qui da noi in Europa. Cremaschi? Ma intanto vorrei dire a Massimo Salvati che la foto che lui ha citato, l'immagine che ha girato tutti, come ormai sappiamo tutti, è un fake, nel senso che è l'immagine di una ragazza canadese, un'attivista canadese anti-iraniana del 2022. Ci sono opinioni contrastanti, perché c'è invece chi scrive che è andato a vedere, che dice no, quella è una ragazza iraniana che vive effettivamente in Canada ma non è ebrea. No, ma io non ho detto che è ebrea, ho detto solo che, infatti non ho detto questo che è ebrea. C'è una che vive in Canada, è un'attivista che vive in Canada. Ci sono le foto della ragazza stessa del 2022 che dice io ho fatto questo video, e questo è dal Canada. Vabbè, però ci sono comunque altre donne che protestano, cioè, ma sia questo chiaro. è sicuro, però guardate, questo già ci fa dire, però, quando c'è, come si dice, la costruzione di quella che ormai sappiamo tutti è la guerra psicologica. Io l'ho già detto dall'inizio, penso che il regime degli Ayatollah, figurati se mi piace un regime fondato sui preti, anche se e poi voglio dire è sicuramente un regime oppressivo, e sicuramente molte delle mobilitazioni sono sacrosante sul cibo, sono partite dal bazar, mi pare di capire, dai bazar di Teheran, quindi è chiaro che ci sono però è chiaro che quando il Mossad dice noi siamo in campo e si comincia a sparare da tutti e due i lati, su questo ci sono questa è un'altra cosa. Vuol dire che siamo di fronte a un evidente tentativo dall'esterno di usare una crisi, ovviamente, per rovesciare un potere e metterci un altro. Questa cosa qui, al di là di tutto, non ha funzionato. Io non voglio neanche dire che sia giusto, perché è chiaro che non lo è, ma non ha funzionato. È la politica, appunto, delle rivoluzioni gialle, colorate, verdi, fatte dagli Stati Uniti nel mondo, che in questo momento ha solo provocato crisi, disastri. Non c'è un solo paese al mondo. Pensiamo alla Libia, è cominciata così. Che cosa c'è in Libia oggi? Cioè, se uno potesse fare oggi un quadro e dire ma a me non piaceva Gheddafi, ma certamente i libici, non solo noi, ma i libici vivevano meglio con Gheddafi che con i branchi di come si dice, di tagliagole che sono d'accordo, mi ha convinto Cremaschi, e presto mi abbonerò alla sua rivista, però c'è una falla in questo, Cremaschi, e lei è direttamente onesto. Allora, visto che proprio per questo negli Stati Uniti non devono andare in giro a rompere le balle, allora però non dobbiamo nemmeno rompere le balle noi quando il governo legittimamente eletto degli Stati Uniti decide di buttare fuori i clandestini, perché la sovranità ce l'ha lì. Beh sì, ma non è che la sovranità
Cioè, io non sono per fare un intervento armato contro gli Stati Uniti, stiamo discutendo su piani diversi. Cioè, io sto dicendo una cosa diversa, che le dialettiche, i conflitti che ci sono e ci devono essere in tutto il mondo, io li vorrei anche in Cina per essere chiari, sono totalmente falsati dal fatto che ci sono un paese che decide ciò che è giusto e che c'è sbagliato, e fin qui sarebbe anche questo il suo diritto, ma interviene perché in Iran, l'Iran è soggetto a sanzioni fatte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Il Venezuela era soggetto a sanzioni, non si possono, io sono stato in Venezuela, non c'erano merci fondamentali perché c'è il blocco del mercato, ma questo da anni, questo affama Cuba, ma facciamo come si dice, il quadro opposto, distopico o utopico. Mettiamo che l'Occidente tutto avesse fatto verso Israele le sanzioni che ha fatto verso la Russia. Cosa succederebbe in Israele? Tra gli israeliani si sparerebbero nelle strade. Questa è la verità. Quindi noi dobbiamo dire che c'è un regime, purtroppo, di potere militare e sanzionatorio che ha due pesi e due misure, è fondato, come si dice, sul doppio registro. Un e che occidentalista che gli risponda, tra tutti quelli qui riuniti, un occidentalista che risponda a Cremaschi e mi convinca che ha ragione lui e non Cremaschi. Vi prego, chiedo il soccorso da casa. Devo dire che in sono di un realtà, passo per certi vicino versi ha convinto anche me, per certi versi ha convinto anche me, devo essere onesto. Ragazzi, però drogatevi meno, cioè rispondeteli a Cremaschi su, cioè Scalea. Se posso dire una cosa, Dove sei quando c'è bisogno di te? Corri, metti a frutto tutti i denari che la propaganda statunitense ti versa costantemente nella cosa. Matt c'ha i sacchi di dobloni. Cioè, dite qualcosa in difesa. Noi abbiamo solo rubli, come sapete. Rubli? No, vabbè, io solo rubli. Io accetterei volentieri. Anzi, rubli da Ducky URSS, perché quelli adesso no. Dice, nessuno vuole violare la mia sovranità offrendomi del denaro, cosa di cui mi dispiaccio. Però prego, qualcuno che in conclusione voglia dire qualcosa. Voglio dire che non sono due pesi, due misure, è un unico peso, un'unica misura che semplicemente è il proprio interesse. Cioè gli Stati Uniti agiscono come parte di tutte le altre potenze, se identificano un nemico nel Venezuela piuttosto che in Cuba, usano gli strumenti che hanno, che possiedono e che ritengono di dover utilizzare per fare le pressioni, per farlo cadere. Cioè, ripeto, non è nulla di così strano, non è che l'Unione Sovietica si comportasse in maniera molto differente con quelli che volevano. C'era un equilibrio allora, oggi non c'è più. Sì, ma quello è vero. C'era un equilibrio allora, però oggi non c'è più. Diciamo che l'equilibrio sta tornando perché la Cina ben presto si porrà come contrappeso degli Stati Uniti, in parte. E speriamo che non si mettano a fare le stesse cose, lo dico obiettivamente, perché così c'è la terza guerra mondiale, cioè anche questo dovremmo pensare, cioè nella storia dell'umanità purtroppo, visto che lei cita la storia, quando due sistemi arrivano a espandersi e non trovano terreni di mediazione, prima o poi scoppia. Cioè fino adesso, almeno negli ultimi 200 anni, è stato così. Quindi speriamo che invece si trovi un'altra via, perché altrimenti andiamo verso la terza guerra mondiale, quella vera, non quella a pezzi. E allora, dopo questo presagio di Cremaschi, direi anche insomma abbastanza terribile, al quale ci butta di fronte, il tema rimane caldo, sicuramente un dibattito che continueremo ancora, e io però per oggi vi ringrazio, grazie per essere stati qui a dibattere sul tema, e noi ci vediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un Ciao, saluto a tutti. Grazie a tutti, grazie invadono. davvero del dibattito. Stai ascoltando Radio